La ricetta di oggi è dedicata ad Alessia. Parliamo delle panelle siciliane che si possono mangiare con o senza pane. Gli ingredienti sono 250 g di farina setacciata di ceci, sale, pepe e olio extravergine di oliva, una bottiglia di olio di girasole per friggere, del pane morbido e una manciata di prezzemolo tritato. Andiamo a preparare il composto per le panelle. Siamo qui ai fornelli dove abbiamo fatto scaldare circa 1 litro di acqua con un pizzico di sale. Versiamo lentamente la nostra farina mescolando nel tentativo di non fare formare i grumi. Adesso dobbiamo continuare a mescolare per circa 10 minuti fino a quando la farina non si staccherà dalla pentola. Aggiungiamo un pochino di olio di oliva e continuiamo a mescolare in attesa che cuocia la farina e si stacchi dalla pentola. Aggiungiamo anche un po' di pepe . Aggiungiamo una manciatina di prezzemolo e ultimiamo la cottura. Adesso la nostra farina di ceci è cotta, andiamo a spianarla per formare le panelle. Ci mettiamo sul piano di marmo della cucina dove ne versiamo uno strato. L'altra parte al momento la mettiamo in questa ciotola perché si può anche far raffreddare e tagliare successivamente. Faccio vedere 2 procedimenti con cui spalmare questa farina. Allora, noi per velocizzare cerchiamo di spalmarne uno strato sottile sul piano . Ecco, come potete vedere forse questo è il metodo più veloce perché si riesce a far raffreddare e allo stesso tempo dare uno spessore sottile alla nostra farina di ceci. Aspettiamo un attimo il tempo che si raffreddi e poi andiamo a tagliarla a striscioline. Dopo una decina di minuti andiamo a tagliare a quadratini l'impasto . E andiamo a staccarlo dal nostro piano . Procediamo friggendo le panelle. L'olio è bello caldo, ne mettiamo poche per volta in modo tale che si cuociano bene. Ancora una. Questo è il risultato finale, adesso possiamo riempire i nostri panini. Abbiamo preso dei panini morbidi
Tagliamo e riempiamo con le panelle. Un pizzico di sale che avevamo messo anche sulle nostre panelle e buon appetito!